Eder, Mek, Pallister. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovic si allargano e toccano anche la Toscana, diventando sempre più articolate e complesse. Un nuovo sviluppo riguarda il sequestro avvenuto recentemente di 3 coltelli che erano stati donati da Sebastiano Visintin, marito della vittima e oggi indagato per omicidio volontario a un suo conoscente oltre 2 anni fa. La circostanza è rilevante perché i coltelli sono stati regalati dopo la morte di Liliana e la persona che li ha ricevuti, un professionista, si è rivolto direttamente alla Procura di Trieste non appena appreso dai media o da fonti indirette la notizia della perquisizione avvenuta lo scorso 8 aprile nell'abitazione di Visintin in via Verrocchio, durante la quale erano stati sequestrati numerosi coltelli e forbici. Il destinatario del dono, appresa la notizia del sequestro, ha scritto alla titolare delle nuove indagini, la pubblico ministero Ilaria Iozzi, comunicandole di aver ricevuto quei 3 coltelli in regalo circa 2 anni prima. Dunque in un momento successivo alla scomparsa e al ritrovamento del corpo di Liliana. L'uomo è stato contattato pochi giorni dopo dalla squadra mobile del luogo in cui risiede. È stato convocato per essere ascoltato negli uffici di polizia e ha risposto a una serie di domande relative al suo rapporto con Visintin. Successivamente, gli agenti si sono recati presso la sua abitazione per procedere al sequestro dei 3 oggetti affilati in questione. Questi coltelli si vanno così ad aggiungere alla già lunga lista di lame sequestrate nell'appartamento di via Verrocchio, residenza di Sebastiano Visintin, e diventeranno oggetto di accertamenti tecnici disposti dalla Procura. È probabile che tali esami rientrino tra quelli che la PM Iozzi intendeva già affidare ai consulenti tecnici, incarichi però al momento sospesi in attesa della decisione sull'eventuale incidente probatorio, come verbalizzato dai legali di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, che hanno chiesto una riserva in merito. Nonostante sia assodato che sul corpo di Liliana non siano state riscontrate ferite da arma da taglio, l'attenzione della procura si concentra ora su un altro dettaglio. Il cordino che chiudeva i sacchetti infilati sul capo della vittima presentava dei tagli netti alle 2 estremità. Le lame sequestrate, dunque, potrebbero essere sottoposte a confronto con quei tagli per verificare eventuali compatibilità. Questo elemento investigativo si inserisce nella dinamica omicidiaria ipotizzata dalla Procura. Secondo tale ricostruzione, i sacchetti non avrebbero provocato direttamente la morte di Liliana, ma sarebbero stati utilizzati in un secondo momento, potenzialmente per simulare una messa in scena, oppure per trasportare il corpo evitando la dispersione di tracce. Nel frattempo, si attende la decisione della giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante sull'ammissione della testimonianza in incidente probatorio di Claudio Sterpin, amico intimo della vittima. Le dichiarazioni rilasciate da Sterpin il 5 dicembre 2022 al magistrato Maddalena Achergia, all'epoca titolare dell'inchiesta, e al procuratore capo Antonio De Nicolo sono state rilette e riconsiderate. In quella sede, Sterpin aveva confermato di aver intrattenuto una relazione affettiva con Liliana e di essere stato messo al corrente dalla donna della sua intenzione di trasferirsi da lui. Tuttavia, aveva anche dichiarato che Liliana non gli aveva mai parlato di comportamenti violenti da parte del marito Sebastiano, né di episodi di aggressività o litigi violenti. Anzi, più volte la donna gli avrebbe detto di ritenere che Sebastiano non sarebbe mai stato capace di farle del male. Un quadro, quello delineato da Sterpin, in netto contrasto con quanto riferito invece da Jasmina Zivkovic, albergatrice ascoltata dalla procura il 16 aprile scorso. La Zivkovic avrebbe descritto scenari diversi, parlando di litigi o atteggiamenti violenti, elementi che la procura ora sembra voler approfondire ulteriormente per valutare la coerenza e l'attendibilità delle testimonianze. Tutto questo si inserisce nel più ampio tentativo della pubblico ministero Ilaria Iozzi di smontare i punti fermi che erano stati posti a fondamento della richiesta di archiviazione avanzata nel 2023 da Maddalena Achergia, la quale propendeva per l'ipotesi del suicidio di Liliana Resinovic. Per sostenere l'accusa di omicidio, la PM Iozzi dovrà ora cercare di demolire una serie di elementi chiave utilizzati a sostegno dell'archiviazione. Tra questi, la ricostruzione dei movimenti di Sebastiano Visintin nella mattinata del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della moglie.
Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, basandosi anche sui dati di aggancio del cellulare di Visintin alle celle telefoniche, l'uomo si trovava altrove intorno alle 8:50, ovvero nel lasso temporale in cui Liliana sarebbe sparita. Ora ci si chiede se siano emersi nuovi elementi investigativi o rilievi diversi da quelli allora valutati da Kerja. Un altro punto che la precedente procura aveva sottolineato riguardava l'assenza nel luogo del ritrovamento del corpo di segni visibili di trascinamento. Inoltre i sacchi nei quali era stato rinvenuto il corpo non presentavano alcuna lacerazione. Ulteriore elemento che poneva interrogativi sulla possibilità che qualcuno avesse potuto trasportare un cadavere fino al boschetto dell'ex op senza lasciare tracce evidenti. Come avrebbe potuto l'assassino portare lì Liliana? E soprattutto, quando avrebbe avuto modo di farlo? È vero che in quel periodo, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, molte attività nella zona dell'ex op erano sospese o ridotte al minimo. Tuttavia, bisogna ricordare che nella stessa area era attivo un centro vaccinale, il che implicava un transito costante di veicoli lungo via Weiss. Se davvero si fosse verificato un omicidio o un trasporto di un corpo in quella zona, possibile che nessuno abbia notato nulla. Nessun passante, nessun automobilista ha segnalato movimenti sospetti? Le indagini proseguono a ritmo serrato e restano molti i nodi da sciogliere. Ma con questi nuovi sviluppi, la procura sembra intenzionata a ribaltare completamente la narrativa precedente, tentando di far emergere uno scenario del tutto diverso rispetto a quello ipotizzato nell'istanza di archiviazione. Secondo Sergio Resinovic, qualcosa comincia finalmente a muoversi dopo mesi di immobilismo e ipotesi che lui definisce inaccettabili. L'uomo, fratello di Liliana Resinovic, la donna triestina di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita 20 giorni dopo, ha raccontato la propria versione dei fatti in un'intervista in cui ripercorre il lungo calvario vissuto dalla sua famiglia. Ha espresso la sua profonda indignazione per l'iniziale inerzia investigativa e per la scelta della procura di tentare l'archiviazione del caso come suicidio. A oggi risulta indagato per omicidio Sebastiano Visintin, marito della vittima, che ha sempre professato la propria innocenza. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta in seguito a una perizia medico-legale che ha evidenziato sul corpo della donna ferite compatibili con un'aggressione, tra cui la frattura di una vertebra. Sergio ha ricordato come il sospetto verso Visintin fosse nato in lui fin dai primi giorni della scomparsa di Liliana. A rendere ancor più intricata la vicenda si è aggiunta la dichiarazione di un tecnico anatomopatologo, il quale ha affermato di aver causato la frattura nel corso delle operazioni successive al ritrovamento del corpo. Una versione che il fratello della vittima contesta con forza. Ha infatti sporto querela per falso e si prepara a una battaglia di perizie, determinato, come ha ribadito più volte, a ottenere giustizia per sua sorella. Il 5 gennaio 2022 Liliana fu trovata morta all'interno di 2 sacchi neri della spazzatura, uno infilato dall'alto e l'altro dai piedi. Una circostanza, secondo Sergio Resinovic, del tutto incompatibile con l'ipotesi di un suicidio. Ha sottolineato come in quel periodo, a ridosso delle festività natalizie e durante l'emergenza Covid, nelle forze dell'ordine mancassero molti agenti. Alcuni non erano vaccinati e quindi impossibilitati a lavorare, altri erano in ferie. L'assenza di personale e il fatto che la scomparsa fosse stata inizialmente classificata come allontanamento volontario hanno contribuito a rallentare le indagini. Anche lui ha ammesso per le prime ore aveva pensato a un allontanamento volontario, salvo poi rendersi conto che qualcosa di grave poteva essere accaduto. Ha raccontato di avere uno scambio quotidiano di messaggi con la sorella su WhatsApp e che il 14 dicembre, pur risultando consegnato, il suo messaggio non ricevette risposta. L'unica volta precedente in cui la donna era rimasta irraggiungibile risaliva a quando il marito era caduto in bici e lei si era temporaneamente assentata per seguirlo al pronto soccorso. Quando la preoccupazione è cresciuta, ha contattato il cognato, il quale gli riferì che Liliana era uscita di casa senza cellulare e non si sapeva dove fosse. Alla proposta di sporgere denuncia, Visintin avrebbe risposto positivamente, salvo poi, secondo il racconto di Sergio, delegare la cosa ai vicini di casa, che a lui risultavano sconosciuti. Più tardi gli fu trasmessa copia della denuncia di allontanamento.
I giorni successivi trascorsero in uno stato di attesa. Fu una cugina ad avvisarlo che un certo Claudio Sterpin desiderava incontrarlo. L'incontro avvenne nella casa dell'uomo, dove Sergio Resinovic, accompagnato dalla moglie, ascoltò per circa 4 ore il racconto di quello che si sarebbe poi rivelato essere il presunto amante di Liliana. Sterpin parlò di una relazione in corso da anni e confermò di aver fatto una segnalazione in questura il giorno successivo alla scomparsa, rivelando il legame con Liliana. La credibilità dell'uomo, secondo Sergio, fu rafforzata dalla conoscenza di particolari intimi riguardanti la sua famiglia, che nemmeno Visintin avrebbe potuto sapere. Il fratello della vittima ricordò anche di averlo visto 50 anni prima, quando lavorava come autista di autobus, e di sospettare che già all'epoca ci fosse stato qualcosa tra lui e sua sorella. Sergio raccontò poi di essere andato a casa della sorella, in accordo con il cognato, per fotografare l'armadio, con l'intento di capire se mancasse qualche indumento. Nei giorni seguenti propose a Visintin di iniziare le ricerche, ma quest'ultimo avrebbe continuato a posticipare ogni azione. La svolta per Sergio avvenne quando sua figlia annunciò di aver contattato la redazione di Chi l'ha visto. La reazione di Visintin, a suo dire rabbiosa, segnò la definitiva rottura dei rapporti tra i due uomini. Dopo il ritrovamento del corpo di Liliana e l'organizzazione del funerale, Visintin aveva iniziato a presenziare in varie trasmissioni televisive. Sergio ha raccontato che, dopo aver scelto la bara, l'ex cognato lo invitò a casa per scegliere un ricordo della defunta, ma all'arrivo scoprì che erano presenti anche le telecamere. In quel momento, ha spiegato, sentì la necessità di esporsi pubblicamente per offrire una versione dei fatti diversa da quella fornita da Visintin, che in TV descriveva un matrimonio sereno, senza litigi, e una vita coniugale priva di ombre. Secondo Sergio, i documenti della richiesta di archiviazione avanzata dalla procura indicavano come data di morte il 3 o 4 gennaio 2022, quindi appena 48 ore prima del ritrovamento del corpo. Ma, si chiede il fratello, dove sarebbe stata Liliana per 20 giorni? A suo dire, questa domanda non interessava gli inquirenti, che sostenevano non vi fossero segni di prigionia né di violenza. Eppure il racconto del riconoscimento del cadavere getta ombre inquietanti. In questura gli furono mostrate solo 2 foto, una della mano sinistra con accanto un orologio e una del volto sinistro, privo di evidenti lesioni. Quando chiese se fosse stata picchiata, si sentì rispondere che si trattava di semplici ipostasi. Solo in seguito, visionando le altre immagini, capì, dice lui, la reale entità delle ferite. Convinto che Liliana fosse stata aggredita, Sergio, insieme all'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope, si oppose alla richiesta di archiviazione. Anche il marito della donna presentò opposizione, scelta che, secondo il fratello della vittima, serviva per poter accedere agli atti e monitorare le mosse dell'accusa. Sergio ha poi confermato che Visintin avrebbe voluto cremare il corpo della moglie, ma lui si oppose. La sorella, racconta, esprimeva il desiderio di essere sepolta accanto alla madre e la cremazione avrebbe impedito ulteriori accertamenti sul corpo, compromettendo la possibilità di conoscere la verità. Alla base del suo sospetto sull'ex cognato, Sergio colloca un rapporto fortemente sbilanciato. A suo dire, Visintin aveva un carattere dominante e avrebbe voluto mantenere un controllo totale su Liliana, anche sotto il profilo economico. Quando la donna avrebbe manifestato la volontà di allontanarsi da lui, l'uomo, secondo la ricostruzione del fratello, avrebbe perso il controllo. Ricorda che Liliana si era innamorata di Sebastiano Visintin tra i 27 e i 28 anni, colpita dalla sua immagine e dal suo stile di vita, fatto di auto costose come Mercedes e Jaguar. L'uomo era reduce da un precedente matrimonio e aveva figli. Dopo aver perso il lavoro come fotoreporter, si trasferì inizialmente a casa dei genitori di Liliana, che però non lo accettavano. Dormiva in macchina e saliva a farsi la doccia solo quando i suoceri uscivano. Più tardi trovarono un piccolo appartamento e si sposarono nel 2005, senza avere figli. Di sua sorella Sergio conserva l'immagine di una donna riservata, generosa, responsabile fin da giovane. A 16 anni già lavorava, dopo le scuole medie aveva intrapreso la formazione come segretaria d'azienda e poi era stata assunta in un ufficio amministrativo.
Dopo aver vinto un concorso, entrò nella pubblica amministrazione regionale, dove lavorò fino alla pensione, maturata dopo oltre 40 anni di contributi. Quanto alle voci di un aborto avvenuto negli anni 90 e attribuito a una presunta gravidanza con Sterpin, Sergio ha smentito con fermezza, spiegando di aver verificato la questione direttamente con l'interessato. Ha accusato il suo ex cognato di aver messo in giro quelle dicerie che considera strumentali e diffamatorie. Ha descritto Visintin come un uomo dal carattere difficile, in conflitto con i genitori della moglie e distante dai familiari. Dopo la morte del padre, i contatti si erano ridotti al minimo, salvo occasioni festive. Fino all'ultimo, Liliana manteneva un rapporto quotidiano con il fratello. Si sentivano via messaggio, a volte si incontravano al porto per un caffè, oppure lui l'accompagnava a fare la spesa. Ma della relazione con Claudio Sterpin ha ammesso non gli aveva mai parlato. Sulla posizione dell'ex cognato, ora ufficialmente indagato per omicidio, Sergio Resinovic ha concluso esprimendo un auspicio semplice e chiaro: confido nella giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.